ripetete il nome. Un attimo di calma. Io ho fatto sempre un ulteriore scherzo al professore Nino Muccio, non al signor Nino Muccio. Vedi come sto attento io, Calma, Ho spiegato anche la differenza. Bellissimo, è stato stupendo. Però. E comunque il resto cosa è troppo difficile, cavolo. Beh, Maria, non so se è politicamente corretto, casomai poi Ciccio mi censuri, non lo so, però mi sono venuti in mente 3 libri. Questi 3 libri mi hanno fatto capire altre cose sulla poesia. Il primo è, Jung, l'abbiamo letto tutti. Jung per noi ha rappresentato, diciamo, il superamento di Freud in qualche modo. Poi mi è venuto in mente Bodei, Remo Bodei, Logiche del delirio. Infine mi è venuto in mente Recalcati, l'autore del momento, diciamo, con L'uomo senza inconscio. Io non lo so se il poeta che ho di fronte abbia letto qualcosa di questi 3 libri in particolare, o se li ha incrociati, anche di spiego, se li ha... insomma, però voglio dire, stiamo lì, siamo nel delirio perfetto. La poesia è un delirio perfetto. Bisogna spiegare cos'è il delirio. Lo ha spiegato molto bene Remo Bodei. È una mancata traslitterazione. Cioè, arrivato a un certo punto noi non riusciamo a traslitterare il materiale psichico in riferimento a una certa età anagrafica. Cioè, cerchiamo di interpretare la stratificazione psichica attuale utilizzando chiavi di lettura del passato. Molto spesso utilizziamo le chiavi di lettura di quando eravamo bambini, perché, come si sa, abbiamo una certa difficoltà a diventare adulti e quindi non facciamo che interpretare la vita come fanno i bambini. E in questo interpretare la vita come fanno i bambini esce fuori il delirio perfetto. Chi riesce a rimanere bambino è un poeta. Chi cerca di fare altro non può essere un poeta. Prego. Grazie. La parola al poeta che ci leggerà una sua poesia. Questa poesia la chiamo una sberla durante la notte, che arriva durante la notte, e si chiama La voce del poeta. Ho immaginato d'essere muto, sigillare le labbra del suono, stordire con silenzio famelico le paure del sonno e i sorrisi delle veglie. Ho immaginato di frenare a pieni polmoni gli echi accavallati delle sillabe disperse, di rinunciare ad una riservata bocca, isolata come una pallina di nuvola nel sereno. Ho immaginato di raschiare la ruggine bagnata dalle lancette dell'orologio, con i punti interrogativi del mio tacere, eroso i momenti fino a divenire filamenti d'ombra ammalianti, fluidi, eretti verso il cielo. Ho immaginato di soffiare il mio nome e lasciarlo fugare tra la classe degli echi che non faranno mai ritorno, nel vapore di una coperta alzata dal letto, colorato dalla luce morbida della notte. Ho urlato vispo il mio tacere, ho creato il silenzio tappando le orecchie, ho udito la voce del poeta, era come pane, ma ardeva come pungiglione di paraponera. Grazie Marco.